Contratto di governo sotto esame dei cittadini. Tra sabato scorso e ieri in tanti si sono avvicendati ai banchetti della Lega per esprimere il proprio giudizio e tra questi il governatore Luca Zaia, che ha dato il proprio assenso a Motta nel Trevigiano, sottolineando come ci sia attenzione al tema dell'autonomia regionale. Il responso dai gazebo indica nel 94% il livello di consenso per gli obiettivi prefissati. Un contratto che ha anche un riferimento veneto, in particolare trevigiano. Al quarto punto, infatti, sul tema dell'ambiente, della green economy e della gestione dei rifiuti, la marca trevigiana viene citata come esempio virtuoso di economia circolare del riciclo, studiata in tutto il mondo e da estendere a tutta Italia. Un contratto che troverà applicazione una volta varato il nuovo governo, con il primo passo ufficiale oggi pomeriggio e l'indicazione del Presidente del Consiglio. Il nome dai due partiti uscirà solo dopo l'incontro con il Capo dello Stato e a seguire ci sarà anche la lista di ministri. Tutti i nomi ancora senza ufficialità, quelli che stanno circolando in queste ore, dove ci sarebbe un ministro veneto targato 5 Stelle. È Riccardo Fraccaro di Montebelluna, a cui toccherebbe il Ministero per la Semplificazione, mentre sempre dalla nostra regione si parla di Massimo Bitonci come sottosegretario agli interni con ministro Matteo Salvini. Al momento tutte indiscrezioni per un percorso tutt'altro che tranquillo e un orizzonte governativo che molti giudicano davvero a breve termine.